Avrebbe compiuto oggi 69 anni, ma la sua luce non si è mai spenta e viene celebrata ancora proprio con un'opera luminosa, così come lui, Paolo Rossi, è stato per Vicenza e i suoi tifosi, indelebile simbolo del calcio italiano. Installazione dell'artista Marco Lodola per celebrare Pablito, il campione che fece sognare l'Italia nel 1982, installazione che a Vicenza celebra il legame indissolubile e la riconoscenza tra la città e Pablito. Solo lo scorso anno gli era infatti stato dedicato il murale gigante che domina la zona del quadrilatero. E abbiamo voluto ricordare la figura di Paolo Rossi, che è una figura molto amata in città, non solo per la parte calcistica ma anche e soprattutto per la parte umana. Tantissimi cittadini si ricorderanno quella foto simbolica di Paolo Rossi che in bicicletta attraversa Piazza dei Signori, no? Perché Paolo Rossi è una figura molto amata e si faceva molto amare. Quindi per qualche settimana ci sarà questa scultura di Lodola a Palazzo Trissino, nella sede, nella casa del comune, e quindi tutti i cittadini potranno venire a visitarla e a rendere omaggio al campione Paolo Rossi. Opera itinerante che arriva a Vicenza nel cortile di Palazzo Trissino dopo essere stata ad Oderzo e prima di andare a Como e poi toccare altre città italiane.